ci sei? Sì. No, non 6, ma 3, 2, 1. 3, 2, 1, il TG del turismo. Siusi Patrizio News. Oh, bravi, ce l'abbiamo fatta anche stavolta. Importantissima notizia, dal 9 all'11 febbraio torna la BIT a Milano, BIT, Borsa Internazionale del Turismo, la fiera del turismo per eccellenza, e la cosa importante è che torna nella sua sede dove c'era anni fa, cioè alla fiera di Rho a Milano. E quindi vuol dire che si ingrandisce, vuol dire che ci sono nuove iniziative, e allora è importante, non è solo per gli addetti ai lavori la BIT, ma è anche per i turisti. Ti ricordi, siamo andati tante volte noi come turisti per caso? Soprattutto per i turisti in qualche modo. Sì, insomma, è per tutti. Nel senso che tutti si espongono nei loro stand. Andate a vedere lo stand della regione Toscana con tutte le cose, e quello su delle terme, mi raccomando, tutto, e poi andate a vedere insomma tutti i nostri amici, tutti quelli che anche abbiamo raccontato nel tempo, no? Sì, è una cosa importante, il giorno in cui è aperta a tutti la BIT è il 9 febbraio. Esatto. E ci sono un sacco di cose, un sacco di idee, eccetera, eccetera. Va bene. La BIT, quanti ricordi? Vai avanti, tocca a te. Quanti ricordi, è importante. Allora, l'oroscopo cinese il 28 gennaio dice che è l'inizio dell'anno del serpente serpente, quindi per i cinesi il serpente è il drago. Importantissimo, insomma il serpente, dai, simbolo. Allora quindi il tempo del capodanno cinese, ecco, viene festeggiato dove? Se non in Cina, anche a Prato, naturalmente, perché c'è la comunità più estesa cinese, e quindi nel tempio c'è una campana che suonerà a Prato nel tempio buddista, e l'8 e il 9 febbraio la città si trasforma e diventa Cina e a quel punto passa il drago per le strade, anche perché il drago è importantissimo perché porta fortuna. Allora sappiamo per i cinesi che cos'è il commercio. Quelli commerciano con tutto, il loro sport nazionale è quello lì, l'ho visto in Cina e quindi c'è poco da fare, e poi niente, quindi negozi, coinvolgimento del pubblico, iniziative, dei programmi, mostre fotografiche, aspetti culturali, eccetera, eccetera. Bellissimo. Insomma, è tutta una cultura da scoprire, quella cinese, a Prato a 360 gradi. 8-9 febbraio. Andiamo avanti invece perché dal 27 febbraio al 2 marzo a Torino c'è Cioccolatò 2025. Cioccolatò Torino, naturalmente. Il rapporto fra la città di Torino e il cioccolato è vero, è profondo, nel senso che c'è non solo la leggenda che la prima cioccolata calda è stata servita ai torinesi dal duca Emanuele Filiberto, e poi c'è il famoso Bicerin che era amatissimo da Cavour, e poi il Gianduiotto che sarebbe nato proprio a Torino nel 1865. Comunque la manifestazione è importante, è festosa, è gustosa, serve anche per capire qualcosa della storia del cioccolato. Il cacao è molto importante nel mondo. Ma scusami, il Bicerin cosa sarebbe? Un piccolo bicchierino con dentro la cioccolata? Sì, allora? Fantastico, ma perché non lo fanno dappertto? Vabbè, vai a Torino. Io chiedo continuamente, va benissimo, vai a Torino Bicerin, dal 27 febbraio al 2 marzo e bevi un sacco di Bicerin. Pensionati per caso. Vai. Allora, se state pensando di trasferirvi all'estero, bisogna, per godervi la pensione, dovete sapere quali sono le destinazioni. Allora, destinazioni che devono offrire un costo della vita più basso, un clima migliore. Poi magari delle agevolazioni fiscali, eccetera, eccetera. Quindi una possibilità è la Grecia. La Grecia è una delle mete preferite. Intanto c'è un'agevolazione fiscale del 7%, che non è male. Poi luoghi bellissimi, Creta, Rodi, insomma così, clima migliore naturalmente, e poi siete sempre davanti al mare Mediterraneo con acque cristalline, eccetera, eccetera. Anche la Tunisia è molto quotata perché il costo della vita è molto molto basso, per la possibilità di vivere
e si può vivere in città, diciamo, moderne, e però nello stesso tempo anche appunto luoghi pieni di storia e di una storia che ci è molto vicina. Poi chi preferisce rimanere in Europa invece può avere la Spagna e il Portogallo. Non hanno scritto le Canarie perché dicono basta, cioè anche gli abitanti protestano per troppo turismo, quindi troppo arrivo di pensionati, ma invece la Spagna in generale e il Portogallo appunto dà questa possibilità. Una volta era un paradiso dei pensionati il Portogallo, adesso esatto. meno. Però, adesso meno, però è ancora il Portogallo è segnalato. Va bene, allora viaggiatori turisti, tenete d'occhio nel 2025 la Germania, perché ci sono un sacco di anniversari, un sacco di eventi, consultate il sito Germany Travel. Qualche esempio: allora, quest'anno nel 25 sono 50 anni della strada delle fiabe, da Hanau a Brema, i castelli, i villaggi e naturalmente i fratelli Grimm. Poi sarà il centenario. Fermo. Perché la strada delle fiabe, quella vera, è in Basilicata. Perché i fratelli Grimm non hanno inventato niente se non copiando Basile, che aveva fatto il conto degli Cunti ed era aveva già raccontato tutte le favole che noi conosciamo, come dei fratelli Grimm, che hanno solo copiato. Vai. Posso ripartire? Sì. Fermo, vado. Allora, oltre a questo, sempre in Germania, c'è il centenario della Bauhaus. La Bauhaus. A Dessau, quindi grandi mostre e quant'altro. Saranno i 150 anni di Thomas Mann, e naturalmente lo festeggiano a Lubecca, e poi c'è una mostra nella Buddenbrock House. Saranno i 75 anni della strada romantica, i 275 anni di Bach, con concerti ed eventi a Lipsia e a Monaco. Poveretto, è già morto da un pezzo. Che cosa c'entra? Però, lo festeggiamo, sì. Questa cosa qua dei festeggiamenti vuole dire iniziative, vuol dire cose anche interessanti. A proposito, in Germania, però è meglio sempre andare in viaggio con un'assicurazione. Perché per esempio non avete pensato di andare sul nostro sito Italia Slow Tour e avere con uno sconto una bella assicurazione Columbus, un'assicurazione di viaggio, che siete tranquilli? Esatto. No, sempre assicurarsi, anche in Germania, anche perché, senti, forse questi qui magari un attimo in crisi saranno, quindi i prezzi saranno un po' calati, o no? Tedeschi, vediamo. Vabbè, vai avanti. Va bene, allora la notizia del Travels Non Stop è in gennaio. Su Travel Non Stop sapete che potete rivedere il nostro TG del turismo. Sì. In gennaio ha preso il via in Italia il Dog and Museum Road Show. Cioè, nel senso che ci va con Dog and i cani. Museum Roadshow. Scusami un attimo, il primo tour dedicato al pet turismo. Turismo, cioè turismo degli animali. Turismo degli animali. Gli animali, sì. Un'idea innovativa che permette ai proprietari di cani di visitare 280 musei e monumenti in 52 città italiane, da Trento a Catania. Così possono entrare anche col cane, se no li tengono fuori. Non entrano col cane. Ah, no? Mentre i loro cani sono affidati a dei dog sitter. Ho capito. Certo. Professionisti, loro possono andare a vedere i musei. Quindi ci sono i dog sitter che badano il cane. Sì, e tu vai al museo. No, il cane, e tu vai al museo. Infatti, grazie alla collaborazione di un sito che si chiama bauadvisor.it sarà possibile prenotare il biglietto d'ingresso e il servizio dog sitter direttamente online tramite app. Vabbè, dai. Tra le tappe del tour ci sono il museo della Rapaci di Roma, cioè il Monorovette, Palazzo Ducale di Venezia, Gallerie d'Italia di Napoli e tanti altri. Vabbè, interessante, se uno ha un cane così può vedere. Vabbè. Sambuca di Sicilia, nel cuore della Valle del Belice, vive una rinascita grazie a questa iniziativa, che è appunto la vendita di case a partire da 3 euro. 3 euro. Ma dai! Naturalmente ci sono moltissimi
stranieri, italiani interessati, famiglie da tutto il mondo. Naturalmente tu compri, tra virgolette, la casa per 3 euro, poi la devi ristrutturare. Certo. Dopo che appunto moltissime case sono state abbandonate dopo il terremoto del 68, e Sambuca nota per la qualità della vita, la vicinanza al mare, l'autenticità del borgo, e poi ha vinto il premio Borgo dei Borghi nel 2016. Va bene. Oh, attenzione, ritorno in Polinesia sulla 7 alle 16:30 di domenica, seconda parte, domenica 2 febbraio, mi raccomando. Siateci, perché è una storia bellissima questa della Polinesia, di una ragazza che torna dopo 18 anni di essere stata invece educata in Italia, assieme fra l'altro a mia figlia, ma il viaggio vale veramente la pena, nel senso che in giornate come queste vedere la Polinesia, ragazzi. Domenica 2 febbraio 16:30 sulla 7. Ciao, alla prossima!